Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ragazzi, Napoli Udinese 2-1 il giorno dopo. È doveroso fare uscire questo video perché, ragazzi, lo sapete, io poi faccio sempre il giorno dopo e quindi si può parlare più liberamente della partita facendo un video un pochino più lungo e parlare un pochino nel dettaglio di quella che è stata la partita. Allora, per prima cosa mi raccomando, iscriviti al canale di Neapolis 1926, dobbiamo arrivare ai 3000 iscritti, quindi forza, forza, forza. Ragazzi, parliamo un po' dei primi 45 minuti di questo Napoli, perché i primi 45 minuti il Napoli ha regalato praticamente un tempo. Qualora l'Udinese si fosse trovata sul 2-0 e le occasioni, ragazzi miei, le ha avute e anche belle, ma belle grosse. Una di queste su un calcio d'angolo e Ospina ha fatto un vero e proprio miracolo che è valso veramente poi ha tenuto poi il risultato sull'1-0 e qualora quella palla fosse entrata, ragazzi, 2-0 era praticamente difficilissimo poi recuperare questa partita, diciamoci la verità. Il primo tempo, ragazzi, allora Anghissà era partito benissimo, aveva fatto vari recuperi, poi via via nella partita, durante il primo tempo è andato un po' a calare, ma a calare drasticamente. Stessa cosa la possiamo dire per Fabian Ruiz, in effetti poi è stato cambiato nel secondo tempo, giustamente, perché Wagyu era un po' messo, mi sembra che l'Udinese abbia usato il 3-5-2, ora non vorrei dire una cavolata, ma con il centrocampo a 3 Fabian era un po' un pesce fuor d'acqua, diciamoci la verità, e è stata una scelta giusta quella di Luciano Spalletti di toglierlo e puntare su Dries Mertens, ma ci arriveremo con calma al secondo tempo. Il primo tempo, ragazzi, Osimhen come sempre si è dannato, lo sappiamo oramai. Victor si danna come un animale lì in attacco, fa sportellate con tutti e ora sinceramente verrà poco considerato perché giustamente devono considerare Dusan Vlahovic come il miglior attaccante della Serie A, però se noi andiamo a vedere media gol e minuti giocati, ragazzi, Victor è uno di quelli che potrebbe stare al top in Serie A, ecco, però diciamo che 2 mesi di infortunio, un mese di sosta per la Coppa d'Africa che poi non c'è andato, quindi ha saltato 3 mesi, però è già arrivato in doppia cifra in campionato, quindi questo vuol dire tanto per il Napoli e potrebbe arrivare benissimo a 15-16 gol da qui alla fine del campionato. Anzi, più gol fa e meglio è. Questa è la seconda doppietta consecutiva addirittura che segna Victor. Se noi però andiamo a vedere un attimo il secondo gol, è la stessa azione che è stata fatta contro il Verona. Di Lorenzo on fire, ragazzi, in queste due di campionato. Comunque, il primo tempo, sinceramente, non mi è piaciuto né Politano né Insigne. Insigne che ha sempre cercato quella palla lunga, alta, una giocata senza senso secondo me. Poi è arrivato il gol di Deulofeu, ragazzi, e sono andati tutti a prendersela con Victor. Ragazzi, questa cosa io non l'ho capita. Se qualcuno me la può spiegare qui sotto come mai i giocatori del Napoli se la siano presa con Victor, fatemelo sapere. Perché io non trovo responsabilità su Osimhen. Uno ha detto non hai seguito l'attaccante, non hai seguito il difensore. Ragazzi, questo era già mezz'ora, 20 minuti, 25 minuti che era dietro a farsi il culo a portare il primo pressing, perché il primo pressing, ragazzi, lo porta Osimhen, poi quando possono il secondo pressing lo va a fare giustamente Politano e Insigne, però chi sta lì davanti che tiene il pallino del gioco è il buon Victor. Comunque si va a riposo con il risultato di 1-0 e qui tu dici ecco qua un'altra partita stile Empoli e stile Spezia. Il Napoli non ha carattere, non abbiamo voglia di vincere queste partite e poi il secondo tempo, come detto, entra Mertens e ragazzi Mertens ha dato la motivazione, la scossa in più a questo Napoli, lo possiamo dire tranquillamente, anzi lo posso dire e lo ribadisco e lo sottoscrivo, che il Napoli ha portato a casa questo risultato anche per l'ingresso di Dries Mertens, ti ha dato più freschezza lì davanti rispetto a Fabian Ruiz che era lento, poi ha iniziato con il 4-3, poi è ritornato con il 4-2-3-1 e lì ragazzi si sono viste belle cose da parte del Napoli, bellissime giocate, tocchi di prima, 1-2 veloci, ragazzi il Napoli così deve giocare. Ora, fino a che te lo permettono puoi usare un 4-3-3, ma poi vedi che quando ti devi buttare in attacco devi per forza
di cose devi puntare su il 4-2-3-1 per forza, ragazzi, crei più densità in attacco e sei più pericoloso, giustamente. Comunque, il secondo tempo, il primo gol arriva da un calcio da fermo, da una punizione, mi sembra proprio guadagnata da Dries Mertens, ora non vorrei dire una cavolata. Mario Rui, secondo assist di fila, forse se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, e la butta nel mezzo e arriva Osimhen, ragazzi. Osimhen che è sempre lì, Guaiù. Victor è sempre lì, Victor non si è mai nascosto da dire noi ci siamo per lo scudetto, noi vogliamo lottare per lo scudetto, i tifosi meritano lo scudetto. Forse ci chiede più lui che Lorenzo Insigne, vi devo dire la verità, quindi occhio al fattore Osimhen, che per cause di forze maggiori, perché hanno voluto così, perché ragazzi il cartellino giallo ad Osimhen non c'era, non esisteva mai, perché l'era andata a prendere di petto. Spero si possa fare un ricorso, qualcosa per far dimostrare che Victor non l'ha presa di mano ma di petto. Aspetta, grazie, suona allucinante. Detto questo, poi arriva il secondo gol, come detto, sempre sull'asse Politano di Lorenzo, e quella secondo me è l'asse migliore che ha il Napoli in questo momento, addirittura meglio di Insigne e Fabian Ruiz, quindi puntiamo tanto su quella fascia. Ora però Di Lorenzo si è fatto male, dovrebbe aver preso una distorsione al ginocchio, non ho capito bene cosa ha fatto. Comunque, detto questo, in vista delle nazionali, bene o male, tu dici vabbè, si è fermato, non andrà in nazionale, si riposa. Sì, si potrebbe anche riposare, però ragazzi, al ritorno in campo della Serie A hai l'Atalanta, e perdere uno come Di Lorenzo in vista di una partita contro l'Atalanta è fondamentale avercelo in campo, perché Zanoli è entrato, ha fatto benissimo, addirittura ha giocato sul piede inverso e gli ha detto il buon Luciano, gli ha detto vai, hai le caratteristiche, lo puoi fare benissimo, non aver paura, vai a testa alta. Ragazzi, è entrato, ha gestito la palla, ha fatto veramente un buon esordio, anzi esordio, aveva già giocato qualche minuto in Serie A. E ragazzi, Zanoli, io continuo a ribadirlo, Zanoli è un prospetto molto molto interessante della primavera del Napoli. Ci sono tante primavera del Napoli che meritano di essere visti e portati in prima squadra. Stessa cosa vale per il discorso di Gaetano, qualora Zielinski dovesse andare via il prossimo anno facendo corna. Io punterei anche su Gaetano, di farlo ritornare a Napoli per farlo esplodere, ragazzi. Detto questo, questo era un po' in sintesi il giorno dopo. Morale alle stelle, c'è da dirlo, perché il morale è veramente alle stelle. Io ci credo, anche se la Juventus ora stava vincendo già 2-0, gol di Dybala e di Vlahovic. Dybala tanto criticato, sarà l'ultima stagione, non lo sappiamo. Detto questo, l'Inter ieri ha pareggiato 1-1 e alcuni mi hanno detto che la Fiorentina si è mangiata un gol a porta praticamente vuota a fine secondo tempo. Quindi che dire, qualora l'Inter dovesse vincere la partita di recupero contro il Bologna, sarebbe a pari punti con il Napoli. Napoli che è a -3 dalla capolista Milan, e ragazzi bisogna crederci. Come ha detto il buon Luciano Spalletti, mancano 9 prima della partita contro l'Udinese, ora mancano 8 storie da scrivere. Quindi se volete seguire questo bellissimo cammino della SSC Napoli in campionato, si potrebbe avverare qualcosa di più. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926. Ragazzi, noi ci vediamo dopo con il post Formula 1, perché ritornerà anche la Formula 1 quest'anno finalmente. La farò coincidere o con gli shorts o con i video più lunghi. Ora andremo a vedere. Sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao, aiù.